Forse cercava di realizzare un video che diventasse virale sulla rete. Quello che ha sicuramente guadagnato però è una denuncia e una multa. Siamo a Piove di Sacco, dove nella serata di ieri un diciottenne di Chioggia, del veneziano, ha pensato di viaggiare sul tetto di una Y10 guidata da un diciottenne del luogo, filmando il tutto col suo cellulare. Non solo questo, perché i ragazzi hanno anche deciso di sfrecciare davanti al comando dei carabinieri del capoluogo della Saccisica. Gli uomini dell'arma hanno subito fermato l'auto. Il ragazzo sul tetto, visibilmente ubriaco, è stato controllato ed è stata trovata una modica quantità di hashish. I militari hanno quindi deciso di perquisire l'abitazione del giovane, dove è stato trovato mezzo etto di droga e un bilancino di precisione. Il diciottenne è stato quindi denunciato per possesso di droga e multato per ubriachezza molesta. Il conducente della vettura, invece, ha ricevuto una multa per guida pericolosa e inosservanza di trasporto persone, oltre al ritiro della patente e il fermo del mezzo.